Nahajamo se v bližini Parme in stojimo ob reki Pad. Pravzaprav stojimo na njenem rečnem dnu. Reka Pad je tako presušena, da se po nekaterih krajih rečno dno prikazuje in je tako strdno in presušeno, da je po njem mogoče hoditi. Na tem mestu, kjer se nahajamo trenutno, je gladina reke Pad nižja za 4,5 metre. Na nekaterih drugih mestih, predvsem tistim v bližini njenega izliva, pa je gladina upadla za 7 metrov. Vse to so posledice ene izmed najhujših suš v severni Italiji v vsej njeni zgodovini. Questa è la sesta crisi idrologica nel bacino del Po negli ultimi 20 anni. Quindi lei ha ragione quando dice lo scenario si era già visto. Perché quest'anno è così impattante? Allora, quest'anno è la tempesta perfetta perché in inverno non ha nevicato nelle Alpi, abbiamo avuto una copertura di neve pari a meno 60, meno 70% rispetto alla media degli altri anni, quindi lo scioglimento della neve non è potuta essere immagazzinata e quindi non si è formato il giacimento d'acqua nei grandi laghi regolati. Noi abbiamo il Lago Maggiore, il Lago di Como, il Lago d'Idro, il Lago di Iseo e il Lago di Garda che costituiscono i grandi serbatoi alpini da cui preleviamo l'acqua per l'agricoltura, per l'idropotabile, ma anche per tutti gli usi. Secondo aspetto molto negativo, non piove da 120 giorni. Terzo aspetto, la temperatura rispetto alla media del periodo è più alta di 3-4 gradi. Allora, le condizioni idrometeoclimatiche che abbiamo noi, che sappiamo noi, sono che nei giorni prossimi ci sarà un aumento delle temperature fino a 43-44 gradi nella nostra zona. Teniamo conto che l'estate non è ancora cominciata dal punto di vista del calendario. Nahajamo se v bližini mesteca Gualtieri in za mano lahko vidite ladjo Zibello. Ladja je med drugo svetovno vojno prevažala les, potonila pa je leta 1943. V običajnih razmerah jo reka Pad popolnoma prekrije. Zaradi hude suše, ki italijanski sever pesti že dolgo, pa je danes popolnoma vidna. Il problema è che qui in pianura padana è indispensabile l'acqua per produrre i nostri mais, pomodoro, tante colture, però c'è una difficoltà nel sollevamento dell'acqua dal fiume Po a Isola Pescaroli. Questo qui compromette 10.000 ettari di terreno qui che non vengono irrigati, perché come dimostra questo canale, questo fosso, arriva solamente un po' di acqua sufficiente a fare andare metà del settore dell'irrigazione a manichette del campo che abbiamo qui di fronte. Per noi è il primo anno che succede una cosa simile. In passato ci sono state delle siccità, però si è sempre mantenuta i fossi pieni d'acqua, perciò andavamo. Adesso quest'anno invece è da 10 giorni che queste colture, questa non è mai stata irrigata finora. Questa è la strada per entrare con l'irrigatore. Qui metto un rotolone, un motore che prende acqua da lì e innaffia fino in fondo al campo. Perché noi fino alla fine di agosto irrighiamo, solitamente. Quest'anno non te lo so dire, lo vedremo in futuro come sarà, speriamo meglio. Ecco, il momento è critico molto. Smo ob črpališču, kjer se voda iz reke Pad zajema za namakanje kmetijskih površin. Za mano lahko vidite črpališče s velikimi črpalkami, ki vodo iz reke zajemajo ter pošiljajo v sistem. Od 4 velikih cevi, ki bi morale v teh časih biti polne in pošiljati prepotrebno vodo žejnim rastlinam, danes deluje samo ena, še ta občasno. Za mano vidite kanal,
ki bi moral biti vsaj za meter bolj poln. Ker je nivo reke tako nizek, da je voda iz tega kanala odtekala, namesto da bi pritekala, so morali kmetje zgraditi jez oziroma nasip, preko katerega sedaj s pomočjo traktorskih črpalk črpajo vodo v kanal. Ta je nato zajeta še enkrat na te veliki črpalki in šele nato lahko gre v sistem, ki oskrbuje na tisoče hektarjev. Eravamo un po' contenti perché i prezzi si sono alzati l'anno scorso un po'. Quindi ha detto quest'anno faremo un'annata un po' buona e non ci voleva che venisse a mancare l'acqua. Kot smo lahko videli, je suša hudo prizadela namakalne sisteme in to se bo poznalo tudi pri letošnjem pridelku. Italijansko združenje kmetovalcev Coldiretti je opozorilo, da bi lahko po njihovih ocenah suša pridelek zmanjšala kar za tretjino. To se bo najverjetneje poznalo tudi pri slovenskih potrošnikih, saj je Patska nižina domovanje nekaterih največjih prehrambenih tovarn, če lahko omenim med drugim samo tovarno s testenin Barilla. Po ocenah bi lahko cene surovin iz Italije narasle za 60 ali celo 70%. Iz Italije pa kar nekaj poljščin uvaža tudi Slovenija. Če pogledamo podatke statističnega urada, smo tako lani iz Slovenije največ uvozili solate, in sicer 78%. Tudi paradižnika smo vozili kar nekaj, 31%. Pšenice in koruze sicer iz Italije ne uvažamo toliko, vendar bi se višanje cen lahko poznalo tudi pri občutno dražjih testeninah. Kot lahko vidite, je nad ravnico pravkar začelo deževati. Marsikomu se to zdi dober obet, vendar okoliški prebivalci opozarjajo, da tale ploha ne bo prinesla čisto nikakršnih sprememb, ne bo pripomogla čisto nobenemu dvigu gladine reke Pad, prav tako pa tudi poljščin ne bo zalila dovolj. Tako da je stanje v severni Italiji in Padski nižini še vedno alarmantno.